io i disaressi di scomessia subita, i vin sin relatos. Quindi, altri conoscete tutti la storia di Giulietta Romeo in Friuli, perché sono 20 anni che sobbalza. Quindi questa sera non parliamo di questa storia, questa sera vogliamo andare avanti. Cosa non si fa? La professoressa qua ha detto dall'Italia aprono la bocca, qua in Friuli, ma anche gli stessi friulani, quando andavo io per le scuole 10 anni fa, rimanevano con la bocca aperta le maestre e le insegnanti. Qua, sì, qua non ci sono prove certe, indizi, e nei tribunali con pochi indizi mandano in galera anche. Ecco, e questo è il partigiano, questo è vede Lucina dappertutto, vede Lucina dappertutto, ma ci sono anche quelli che vogliono studiare e approfondire. Quindi stasera il nostro dottor Comelli è testimone di quello che si è fatto, ci sarà la professoressa Di Gleria, che di recente ha fatto una tragedia in Dot par Furlan sul tema, per dire come prende il dottor Grasselli, che ha fatto un sito su queste problematiche. Poi abbiamo il dottor Droli, che non è specifico sul settore, ma è quello che promuove per permettere all'amministrazione comunale e all'assessore Franz di avere più idee. E via con le danze, perché si danzava anche quella volta, ricordatevelo. Quindi chiamiamo qua il primo dottor Comelli. No, perché prima saluti non c'è di fare. Io chiudo dopo la fine. Ho fatto un saluto dell'amministrazione Sì, io vado di là. al Presidente della Commissione. Buonasera a tutti. No, non sono del tutto certe, sono certissime queste prove, non per niente il libro che vi saluto tutti intanto, sono Comelli, che voi trovate a Lai, che oggi come tutti gli altri miei libri offro a voi tutti, i quali se mi offrite un piccolo obolo bene, se no sono tutti a vostra disposizione gratuita. Ecco, dice chiaramente questo mio libro, il più recente, dopo quello di Giulietta Romeo, uscito 10 anni fa, che dice tutta la storia. Qua, dopo 20 anni, 15 anni, in cui tra manifestazioni comunali, privati, dopo ricerche di ogni tipo in tutta l'Italia, noi siamo in grado di dire questa storia è una verità ormai conclamata del tutto, e in più è diffusa, è talmente diffusa che a me non mi dicono più dottor Comelli, poeta, che ho passato una vita a fare il poeta e lo psicologo, mi dicono lei Comelli, Giulietta Romeo, il che mi fa onore, perché effettivamente ho dato per 15-20 anni tutte le mie risorse, come sa anche Franca, che è qui, tutte le mie risorse economiche, fisiche, di tempo, eccetera, a questa storia. Ed oggi possiamo dire che questa storia di Giulietta Romeo è friulana, è nata e cresciuta in Friuli. Allora, tutto per fare una sintesi in pochi minuti su quello che è successo. 1985, perché io non è che vengo dal nulla, subito devo nominare il padre, colui che mi ha passato questa eredità, Cecil Clav, il padre di questa storia, il più grande studioso del Rinascimento veneto, che è di Liverpool, il quale è scomparso 2 anni fa, lasciandomi anche una lettera commovente di eredità e di dire: vai avanti Albino, spero che il Friuli e la patria del Friuli riconoscono questo lavoro fatto. È commovente che un inglese 1985 arriva a Vicenza e di fronte ai membri dell'Accademia Olimpica Vicentina dice: signori, vi devo dire la verità, da buon storico inglese, gli storici inglesi avranno tanti difetti, ma sulla storia non guardano in faccia a nessuno. E se volete conoscere un po' la storia vera d'Europa, del mondo, leggete gli autori inglesi, difficilmente sono venduti a una partigianeria di parte. Allora, questo Cecil Clav dice: vi devo dare una brutta notizia qui in Veneto, la storia di Giulietta Romeo non c'entra niente con Vicenza, con Verona, è tutta friulana. E ha spiegato 1511, il 26 febbraio, nella piazza Venerio c'è la festa di carnevale organizzata dalla madre di Lucina Savorgnan, dove la Lucina, 14enne, nel pieno della bellezza e della sua entrata in società col fulgore sfavillante della sua bellezza, della sua ballo, affascina Luigi da Porto, cavaliere, capitano dei cavalieri leggeri veneti a Civitale, che ovviamente in quella sera proprio era Udine, chiamato dallo zio Antonio Savorgnan, che dopo
poche ore dopo scatenerà la zobbia grassa che ha ricordato Romano Vecchiet, che saluto e che ringrazio dell'ospitalità che ci dà. Sì, proprio in poche ore, quindi noi abbiamo un testacoda in cui il più grande amore di tutti i tempi è nato qui a Udine, mentre questi due ragazzi si guardavano, Luigi da Porto Savorgnan e Lucina da Porto, e scatenavano in loro, grazie a Dio, il miele, le frecce al miele dell'amore, fuori si preparavano le frecce purtroppo al veleno e al sangue di Antonio Savorgnan, e quindi un testacoda terribile che si presterebbe a commentare in maniera quasi filosofica la vicinanza di amore e di sangue nell'esistenza, violenza e amore nella vita. Detto questo, Cecil Kraft dice questo, e dice: Luigi da Porto cosa fa? Si innamorano e loro vivono questa storia d'amore, Lucina, Luigi. Lui viene ferito 4 mesi dopo a Luigi da Porto alla battaglia a Manzano sul Natisone, e rimane paralizzato. In pratica ha solo un po' di voce per poter recitare miracolosamente dalla sua villa a Montorso dove era nato, dettare, cioè la novella Giulietta, che è quella in cui lui racconta la storia sua e di Lucina, tanto è vero che gliela dedica a lei e gli dice alla affascinante, alla leggiadra Madonna Lucina, e gliela dedica, e poi dentro mette tutti i riferimenti, sia pure coperti dalla privacy, dalla attenzione letteraria, che si riferiscono a lui: la chiesa di San Francesco, i francescani, i Montecchi e Cappelletti, che erano tutti riferimenti alla sua vita privata, che abbiamo scoperto assieme a Cecil Kraft che si riferivano alla storia d'amore con Lucina, per cui questo è confermato. Lui dunque sta morendo nel suo corpo, ha perso in un momento il sogno cavalleresco rinascimentale di cui era uno dei migliori, era il preferito di Bembo, che era Pietro Bembo, che era in quel momento il patrono del Rinascimento italiano, e perde questo sogno di bellezza a 26 anni, perde la sua Lucina, perde la sua vita, mezza, 3/4 totalmente la sua vita, però ha la forza di scrivere questa novella, che è una specie di appello, una specie di SOS alla sua Lucina, per dirmi: io morendo non ho un corpo, neanche la mente adatta a sposare la tua bellezza, però tu non dimenticarmi. La nostra Lucina se ne andrà a sposa un altro Savorgnan, e quindi questa storia, come tutte le storie grandi, se non finiscono male non sono grandi. Scusate, lo dico da psicologo, perché è nella prova della durezza, della fatica, della morte che uno mostra se è amato, se ama. E questa storia va a Shakespeare, che poi la manda in giro sul mondo grazie al suo genio scenografico e poetico. Detto questo, questa storia sarebbe rimasta ferma lì se un povero Cristo di poeta o di psicologo come me, nel 2002, andando a Brazzaco, non avesse incontrato la famiglia Savorgnan, De Talmo e Roberto Pierzo Biroli, e mi ha ventilato che c'era stato un carteggio tra loro e Cecil Kraft, e c'erano queste carte in cui dicevano la storia friulana. Io ho giurato in quel momento, da friulano ma anche da sveglio friulano, ho detto: questa non la mollo, questa storia, giuro che ci dedicherò tutto. L'ho prese, e assieme a Francesca Tesei, che saluto ovunque sia, che mi ha dato una grande mano, abbiamo fatto questo libro che è venuto fuori e che è stato presentato al Castello di Udine, presente Cecil Kraft, presente tutti quelli della famiglia Savorgnan e da Porto, tutti contenti e d'accordo che la storia era friulana, compreso i da Porto vicentini, e c'era Gianfranco Ellero che, bene o male, 100.000 volte più storico di me e attendibile di me, che approvò questa cosa, e con fuori una marea di persone sotto la pioggia perché non stavano. Allora ho capito, il giorno dopo su tutti i giornali più importanti d'Italia, Corriere, Giornale, Repubblica, apparve, compresi quelli stranieri, apparve questa notizia, per cui abbiamo rotto e io fui contento, che dissi: adesso potrei anche morire tranquillo, ma non sono morto, grazie a Dio, e sono qua e voglio vivere ancora quel tanto da poter dire e vedere qualcosa di cui parlerà l'assessore Maurizio Franz, cioè sì. Dunque, siamo andati su tutti i giornali, Rai 1, Rai 2, Rai 3, anche ultimamente, la 7 ha dedicato 1 ora e mezzo con Cesare Bocci, ma insomma un po' tutti, per cui abbiamo creato ormai
la diffusione oltre che la verità storica. E detto questo siamo sul punto però di praticarlo, perché quando l'altro giorno è venuta il gruppo di Shakespeare in Lava, la compagnia teatrale di Marco Di Gaudio e di Lucia Lavia, mi hanno detto: Albino, lei ci ha spiegato che la storia è friulana, noi il giorno dopo andiamo con tutta la troupe in giro per Udine e chiediamo tu la Ise, dov'è questa storia di Giulietta e Romeo? E i friulani bravi, buoni a Udine a dire: non sapevo nuie, non sapevo che io ero furlane, ma chi non le nuie. Allora questa parola la rimbalzo sull'assessore, il quale, bene o male, che vi piaccia o no, è un pezzo di uomo deciso a fare. Lui è il sindaco che ha messo sul suo programma Pietro Fontanini, che ringrazio perché sei stato sempre vicino, e io credo che sia un uomo che se dice una cosa e soprattutto la scrive, la mantenga. Dopo diciamo anni di trascuratezza abbiamo trovato attenzione e ascolto. Io ringrazio queste persone, come dire. Adesso è partito i passi cosiddetti concreti. Piazza Venerio, che è una delle più brutte piazze non solo di Udine ma d'Italia, potrebbe rifiorire mettendoci sopra, invece che sotto un parcheggio scellerato che fa acqua da tutte, potrebbe metterci sopra una costruzione che ricordi la storia di Giulietta Romeo e che diventi non solo un monumento alla nostra storia, perché la nostra storia, e finisco, è un'eredità che dobbiamo difendere in mezzo al globalismo che ci assedia da tutte le parti e che in qualche modo tende forse ad omogeneizzarci un po' troppo. Vogliamo alzare anche la bandiera delle nostre identità. La storia è la prima cosa. Il Friuli ha questa eccellenza, non ha solo questa, per carità, però questa potrebbe essere un punto di orgoglio, oltre che un messaggio bellissimo di amore che sono felice di diffondere, nonostante qualche critica che ho avuto, pazienza, però onestamente dico che sono per l'amore, sono per la vicinanza tra l'uomo e la donna, che questo messaggio viene molto detto. E finisco dicendo che a Piazza Venerio verrà fatto sicuramente un monumento importante che avrà anche una risonanza turistica, una risonanza molto diffusa nel mondo, perché già adesso anche dagli Stati Uniti chiedono, e anche ultimamente anche saluto anche Isa Dorigo, qui dovrei ringraziare molte persone che assieme a me sono state vicino, anche dall'Argentina, gente che dice vogliamo venire a visitare. Bueno, io dico meglio che neanche non rispondo per non vergognarmi, però verrà fatto, e io credo che da buon poeta che è molto romantico, eccetera, vorrei scendere a terra a dire: questo monumento, caro signor assessore del turismo, può rappresentare, oltre a tutte le manifestazioni che tu hai in mente, alcune anche molto elevate, potrà rappresentare una perla di questa collana che è Udine, che circonda Udine, e che può portare anche, oltre alla poesia, all'amore, un poco di pane da mangiare, un tocco di pane, perché il turismo è il vero pane che può alimentare non solo Udine, ma forse tutto il nostro paese. Grazie a tutti. Ringraziamo Albino perché è rimasto nei tempi, ho dato pochissimo tempo, sono in 5, ho dato solo 10 minuti, meriterebbe, dottor Vecchier, una serata ognuno da svolgere completamente, ma la serata di questa sera era soltanto per incuriosirvi, come la caramellina, portarvi alla biblioteca Ioppi, che ne ha tanti di questi libri che noi siamo venuti a consultare, anche di più semplici oltre che manoscritti che sono difficili da leggere, per conoscere, e lì dovete studiare la storia friulana, la vostra storia, quella delle famiglie Savorgnan e delle rivali. Il dottor Comeri ha detto che ha dei libri in vendita per chi vuole portarseli a casa. In regalo. In regalo? Sì. Ho sempre regalato, adesso mi vedo dentro. Bene, l'avete sentito voi. Adesso questo quanto si è fatto da quella data in 15 anni, 2 rappresentazioni teatrali, un musical, tutte su Giulietta e Romeo, libri, incontri, conferenze, musiche, 3 musiche, l'ingegner Kerselli ne ha fatta una, l'ho lanciata nelle mie mail periodiche.